È stata completamente distrutta la statua di Gesù di Viale Stati Uniti, incrocio con via Saragat a Favara. Un uomo in solitaria durante la notte con in mano una mazza e incappucciato l'ha completamente fatta in 1000 pezzi. Era passata la mezzanotte, il fatto è avvenuto all'1:40 del giorno di oggi, mercoledì 20 marzo. Stava piovendo a dirotto. A immortalare la scena un video registrato da un impianto di videosorveglianza. Dalle immagini si vede l'uomo di carnagione bianca ma incappucciato di un'altezza di circa 1,75 m arrivare dalla scarpata sottostante e con in mano una mazza iniziare a dare pesanti colpi contro la testa della statua di Gesù. Si pensa volesse soltanto decapitarla, ma a causa delle forti mazzate tutta la statua è venuta giù, spezzandosi e finendo sul palchetto sottostante. Il vandalo, di corporatura media e molto agile nei movimenti, scende quindi dalla sopraelevazione dove era collocata l'immagine in gesso e continua l'opera distruttiva accanendosi con la mazza contro l'intera testa del Cristo fino a frantumarla completamente. Poi va via dalla stessa scarpata da dove era giunto. Secondo quanto testimoniato stamani, c'è anche chi ha visto in diretta il fatto, ma a causa della forte pioggia non è riuscito a evitarlo. Questo è il terzo atto vandalico nel giro di poco tempo. La prima volta era stata danneggiata proprio il giorno immediatamente successivo a quello del posizionamento, una settimana prima dell'inaugurazione. Le avevano staccato il naso, rotto una mano e fratturato l'altro arto. Il secondo episodio è avvenuto meno di 2 settimane fa, nella notte fra l'8 e il 9 marzo scorsi, quando venne sfigurato completamente il volto e lievemente danneggiata anche la parte centrale della statua, il petto. Il terzo episodio vandalico è accaduto questa notte. Se le prime 2 volte la statua era stata solo danneggiata e quindi ricostruita, questa volta è stata del tutto frantumata. Del fatto sono stati informati anche i carabinieri della locale Terenza, che hanno già avviato le indagini e acquisito il video di uno degli impianti di videosorveglianza della zona. Inutile descrivere l'amarezza e la rabbia degli abitanti e dell'intera popolazione. Sono persone che non hanno dignità, sono persone assassine queste. Inutili, persone inutili sono persone inutili. Ma sicuramente se non è stato un caso eccezionale sono stati dei vandali. Secondo me la giudico così, un gesto così non può passare inosservato, sicuramente. E per la terza volta vuol dire che sono ancora in giro questi vandali, no? Bisogna prendere delle precauzioni. Il signore ci può girare l'arciaguante, ci botti ce l'ha portato sulla. Ci doveva mostrare il piede, gli doveva. Dargli una bella pedata a queste persone. Ma che è sta cosa? Cose orrende sono, bruttissime. Secondo me qualcuno che ha problemi, non può essere altro. Qualcuno che avrà qualche problema. È dispiaciuta al massimo. Sono cose di fare 3 volte. Ha visto anche ieri quei caffè. Perché un è giusto, una cosa bellissima, guarda che panorama. Io appena l'ho visto la prima volta, sai che ero felicissima, guarda che bello. Mia figlia passano ci porta la crasta. Fino a oggi non c'è una cosa, era felice. Ora si è messa a piangere fino a che la prima notizia. Siamo qua per venire a guardare. Io voglio che Dio lo condanna. Bravo. E non dico niente più. Sono persone facchine, io sono facchine, basta, non dico niente. Non si crede al Signore, non lo so. Persone, Qualche malato, proprio malato. Forse perché, non lo so, non aveva Dio rincontro, odia i signori, non lo so perché, non lo so. È un uomo bianco, così togliamo dubbi se è di colore o meno. Era incappucciato, è salito e sceso dalla scarpata praticamente. Quindi neanche da queste strade principali. Tanto che mia mamma ha sentito il rumore, si è affacciata, quindi non ha parcheggiato qua. Sicuramente è stato la parte qua sotto che è sicuramente meno controllata, meno frequentata. Secondo me non voleva proprio buttarla a terra la statua, voleva staccare la testa. Poi sotto i colpi di sta benetta mazza, una bella mazza grossa, la statua è caduta, è sceso dal coso, da questo ripiano e si è accanito contro la testa. La testa è questo che vediamo qua, perché io ho preso qualche pezzo.
Vedi, questo c'è la testa e questo qua. Tutti questi frammenti fanno parte della testa. Non si è portato niente, assolutamente. Ha fracassato solo la testa. L'intento suo era staccarla.